Dobbiamo rimettere l'impresa al centro dell'attenzione. L'impresa, non il denaro pubblico, come si è fatto per 70 anni, creando occupazione senza lavoro, ma l'impresa, perché la ricchezza è l'impresa. L'impresa, se cresce, assume. Se assume, mette a profitto tanti giovani. E quindi il giovane che lavora mette nel circuito virtuoso il meccanismo del consumo, e se aumentano i consumi aumenta la crescita, e se aumenta la crescita sviluppa il territorio. Dobbiamo puntare a fare investire in Sicilia gli stranieri, perché questa terra non avrà mai un centesimo di denaro estero fino a quando resterà nella pubblica opinione una terra di mafiosi, una terra di scansafatiche, una terra di assistiti. Dobbiamo dare un marchio smaltato a questa terra. Sono stanco delle contumenie e delle diffamazioni che persino la televisione di Stato nel salotto di Giletti ogni domenica proponeva al popolo italiano. Sono stanco di essere considerato figlio di una terra di mafiosi e di parassiti. No, non lo accettiamo più. Non lo accettiamo più. È vero, questa è anche una terra di mafiosi e di parassiti. Certo, è anche una terra dove c'è un tessuto imprenditoriale sano, coraggioso, migliaia e migliaia di piccoli imprenditori che ogni mattina si alzano, si fanno il segno della croce e affrontano con fantasia l'eredità del pane quotidiano, di migliaia e migliaia di giovani che si inventano un lavoro, un mestiere, pur di avere qualche euro in tasca. Questa è una bulla di civiltà.